2031 è questa la data ufficiale per la fine dei lavori del nuovo ospedale di Padova Est. Siamo arrivati al progetto di fattibilità tecnica ed economica, 20 ettari di superficie, 963 posti letto, di cui 90 in terapia intensiva e 45 sale operatorie con tecnologia all'avanguardia. A questo si aggiungerà il Polo Giustiniani, l'attuale ospedale, che avrà 719 posti letto, il nuovo ospedale pediatrico già in fase avanzata e un nuovo ospedale mamma-bambino. E poi la volontà di attrarre professionisti della sanità, medici e infermieri, per colmare le attuali carenze di organico. Diciamo che ci sono tutti gli strumenti per essere assolutamente attrattivi. Cioè il professionista, il medico che si laurea oggi non può che guardare a questo ospedale come un punto di arrivo. E questo peraltro diventa il primo polo ospedaliero nazionale e tra i più importanti e performanti a livello internazionale. Già adesso l'azienda ospedaliera Università di Padova riesce con tutti i suoi professionisti, compresi gli specializzandi, a dare le risposte che servono senza ricorrere a esternalizzazioni o a convenzionamenti esterni. Andiamo verso un periodo dove i percorsi formativi hanno sviluppato un modo diverso di programmazione degli stessi e quindi dovremmo avere veramente risultati ottimi dal punto di vista delle professioni all'interno dell'ospedale. In totale 1682 posti, record a livello nazionale. Il costo complessivo dell'opera è poco meno di 871 milioni di euro. Abbiamo raggiunto un grande risultato, c'è stato un grande lavoro di squadra, regione, azienda ospedaliera, università, sono felice. Il 2031 sembra lontano, spero è domani il 2031. E poi la componente universitaria con una torre della ricerca alta 7 piani. È un luogo, un grandissimo ospedale con un respiro internazionale in cui si va direttamente dalla ricerca al letto del paziente e viceversa. Anche i dati raccolti sul paziente saranno importantissimi per la conoscenza del futuro. Per raggiungere l'ospedale ci sarà una nuova stazione ferroviaria a San Lazzaro, una bretella dell'Arcodigiano, un capolinea del tram, la linea 2 e poi un eliporto e un vertiporto per i droni che trasporteranno persone. Infine una ciclabile e una passerella pedonale.